in questo 1° novembre 2025. Sto facendo una live per parlarti delle 12 paure che ti tengono bloccato al dolore persistente, cronico, quello nociplastico, quello che nonostante tutte le cose che hai fatto fino ad oggi tende a non passare, anzi peggiora. Quindi parliamo di queste 12 paure che sono poi alla fine le cause, no? del dolore. Una volta che abbiamo portato giù, abbassato queste paure, il dolore non ti controlla più. E queste 12 paure ci portano e ci ostacolano verso quella guarigione che in realtà è già lì, è dietro quella svolta, quella curva, figurativa, in modo figurato ovviamente, che però quella curva la devi prendere tu. La devi prendere tu e tutto questo che ti sto dicendo e ti dirò in questo live, in questa diretta, sono cose che avrai sentito probabilmente già, non magari dette così, e ti dico già che queste cose che ti dirò, qualcuna di queste cose che ti dirò, le odierai. Le odierai perché la guarigione o comunque il portarti a una vita libera dal dolore, mettiamola così, è un percorso lungo, è un percorso che non vuoi fare, è un percorso che pensi che si risolverà tutto da solo, in realtà non è così e lo sai anche tu, perché quello che ci tiene bloccati in realtà non è qualcosa di esterno, ma è qualcosa di interno. Qualcosa di interno è quell'inconscio che è ancora annaffiato continuamente da paure, continuamente. Ora parlerò di 12 paure che sono le 12 stesse paure che ho avuto io e che ogni tanto ho anch'io, quindi io non sono immune al dolore, ve lo dico, e non ho nulla in realtà da insegnare se non condividere la mia esperienza e l'esperienza di centinaia di persone che ho seguito personalmente in questi ultimi anni. La prima paura quindi è l'emozione, il fatto che se l'emozione quindi è negativa, allora è da buttare giù. Se sento paura di qualcosa, se sento ansia di qualcosa, meglio non sentirla e non lo vogliamo sentire. Non la vogliamo sentire perché non ci fa piacere sentirla. E questa è una di quelle cose che non è forse la più semplice di questa lista di 12 cose, ma le ansie, le paure, bisogna sentirle all'inizio, identificarle, ok? Sentirle, quindi non semplicemente buttarle giù, e nel momento che le hai sentite, esempio ti sta venendo l'ansia, che questi sintomi di sbandamento stanno arrivando su, vi faccio un esempio sullo sbandamento perché è una delle ultime, diciamo, degli ultimi sintomi che ho seguito in una mia ultima cliente l'altro ieri. Lei ha paura aveva paura, almeno spero che adesso non abbia più paura come prima, gli arrivavano su questi sintomi al collo, di tensione al collo, che poi si aumentavano in senso di sbandamento. Questo senso di sbandamento per lei era ehm, qualcosa di pauroso perché gli arrivava in situazioni magari dove doveva insegnare, doveva fare il suo lavoro, doveva fare delle altre cose, magari andare a fare la spesa. E questo sintomo arrivava su, questa paura arrivava su, quest'ansia arrivava su, non riusciva più a gestire. E questa paura stessa del sintomo non faceva altro che aumentare il sintomo stesso, no? E, e lo so che è un circolo vizioso, ma se tu sai che questa cosa che sta arrivando su è momentanea e attraverso già semplicemente identificarti con, ok, l'ho già sentito questo, non è la prima volta, so che l'altra volta l'ho gestito semplicemente identificando quella sensazione e respirando. Respiro, la prima cosa, respiro. In ogni mia meditazione, se ci fate caso, inizio sempre con respiro. Ma la prima cosa sul respirare è notare che in realtà probabilmente non stai respirando. Comunque c'è un minimo di apnea. Lascia andare il respiro. E lasciando andare il respiro, riesci anche a pensare meglio.
Perché quello che succede è che quando manteniamo il respiro, il nostro pensiero diventa congelato e la paura rimane congelata, rimane quella paura dentro di noi congelata. Non riusciamo a trasmutarla, non riusciamo a trasformare questa cosa e diventa sempre più grande, fino a che il respiro inizia a calmarsi, stai da dove arriva. Quando il respiro inizia a calmarsi, anche il cervello inizia a pensare un po' meglio. Stiamo parlando di 2 o 3 secondi, di 5 secondi in cui i sintomi arrivano su, tu alleggerisci il respiro, lo fai diventare leggermente più fluido, sai che sta passando, ti parli all'interno di te che dici questa cosa l'ho già vissuta, è tutto a posto, è tutto ok, lo so che non mi sento ok, ma questa cosa passerà. Quindi le emozioni devono essere accettate, uno. Secondo, durante questa pratica lasci anche andare il sintomo stesso, uno, e l'emozione stessa, che non la puoi controllare, puoi solo reagire a questa emozione con più calma, e queste emozioni andranno via, ok? Ora, sembra una cosa molto semplice da dire, non è semplice da fare se ti trovi in una situazione in cui senti questi sintomi di alta potenza, ok? Mal di schiena, cervicalgia, sintomo di sbandamento, senso di irrequietezza, ansia generalizzata che non sai da dove arriva e tu senti questa stretta alla gola, oddio, 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 da dove arriva, più pensi da dove arriva, meno riesci a darti una risposta, perché come fai a darti una risposta in un momento in cui il sistema è in allarme? Devi capire questo, che quando il sistema è in allarme, la corteccia prefrontale non lavora come prima. Quindi più ti chiedi il perché, il perché, il perché, il perché, il perché, e più quella risposta non ti arriva e ti fa alzare l'ansia, perché la stai cercando di controllare. Quindi, uno, non stai morendo. Quando queste cose stanno arrivando non stai morendo. Probabilmente, magari se è un attacco di panico, tu direi, cavolo, non fa piacere, no, non fa piacere. Ma se sei arrivata qui dopo, o arrivato qui dopo dei bei mesi e dei bei controlli e il tuo sistema cardiovascolare non ha problemi perché sei già andato a fare delle visite molto probabilmente, non sono io l'ultimo, anzi il primo terapista di cui tu ti stai fidando, giusto? A cui tu stai parlando. Sono sicuro che almeno ne hai visti 5 o 4 di terapisti o medici e il tuo corpo in realtà ti hanno detto guarda non troviamo nulla, ok? Quindi questa è la prima paura, è emozione. 2, pensieri negativi. Viviamo in costante aspettativa negativa e lo vedo spessissimo, ma lo vedo in piccoli millesimi di secondo. La prima volta che vedo una mia cliente, accendo la telecamera, riesco subito a capire in che stato è quella persona. Lo capiamo attraverso la sua postura, molto più poggiata, rivolta così, chiusa, la faccia ovviamente è depressa, non c'è neanche un minimo di sorriso, la voce ha una voce molto 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 bassa. Qua ovviamente penso dalla parte mia che quella persona ha una marea di pensieri negativi che stanno girando come un criceto là dentro. Ora, questi pensieri negativi non ti hanno mai dato un supporto, giusto? Non te lo daranno neanche in futuro. Anzi, se pensiamo che il nostro problema è un problema irrisolvibile, tu pensa a quanto cortisolo sta arrivando dentro questo tuo corpo e tu dirai, ma io ho tutte le certezze che è irrisolvibile, perché nessuno me l'ha mai risolto. Ok? Pensiero negativo. Oppure pensiero negativo, oddio mi sta arrivando questa fitta alla schiena. Tu pensa quanto arriverà forte tra un'ora, o non riesco ad andare a fare quel meeting, e non riesco ad andare a fare questa uscita con gli amici, e non riesco a fare questo, non riesco a fare l'altro. Ovviamente stai guardando dentro di te, stai facendo delle visualizzazioni negative che ti portano a dar ragione a come il corpo si sta sentendo in quel momento, ok? Ciao ragazzi, aspetta, intanto vi saluto, qualcuno mi ha... Ciao Angela, ciao Matteo, ciao Sara. Mentre che vi dico questi 13 punti, ovviamente mandate qualche domanda che vi rispondo più avanti. Quindi pensieri negativi,
ok? Queste sono delle cause molto molto forti del sintomo che va su. Più il pensiero è negativo, più il muscolo si va a contrarre, perché stiamo parlando di contrazioni muscolari, stiamo creando contrazioni anche negli organi, microcontrazioni che vuoi o non vuoi creano sintomi. Ora, sintomo può essere relativo allo sbandamento, c'è il sistema vestibolare, come lo chiamiamo, quello dell'equilibrio, che ha microcontrazioni e microinfiammazioni, crea sintomi di questo genere. Molto molto comune. Parte della gola, stretta la gola, microcontrazione. Trapezi, microcontrazione, dolore al collo. Pancia, stomaco, microcontrazione, indigestione, senso di costipazione, ehm, ehm, insomma, dolori allo stomaco, reflusso, mettiamola così, ok? Vi sto dando un po' di sintomi che queste microcontrazioni possono essere ovunque, ma sono molte volte anticipate da dei pensieri negativi. La meditazione cosa ti aiuta a fare? A essere presente nel pensiero negativo. Se il pensiero è negativo, è nostra responsabilità lasciarlo andare e modificarlo, trasmutarci in uno stato diverso, ok? Non piangiamoci ogni volta addosso su oddio ma sto male, oddio è questo, oddio chissà cosa succede, no? Questa cosa è una droga per il corpo e più la sta sentendo, più la vuole sentire. Perché poi cosa fa l'ego? Ti dice che la colpa è sempre degli altri, non è mai la tua, cioè non si identifica mai io posso controllare questo. No, l'ego ti dirà non ce la farai mai, è colpa degli altri, ecco che vedi che niente sta funzionando. Non ci sono cose particolari e speciali in una guarigione dal dolore cronico, se non le stesse identiche cose basilari, quei principi basilari del respiro, del capire che sono le nostre emozioni che creano il nostro environment, il nostro ambiente, capire che c'è una connessione molto molto veloce, molto uno a uno, diciamo, tra emozione e sintomo. Questo non vuol dire che dobbiamo avere sempre emozioni positive, no? Sto dicendo che le emozioni negative devono essere viste, prendiamo la responsabilità dell'emozione negativa, la sentiamo e dopo la trasmutiamo. O si trasmuta da sola, perché molte volte quell'emozione lì è sentita, ok? E dopo qualche secondo, dopo qualche minuto, se rimaniamo, diciamo, se rimaniamo non in allerta ma consapevoli, chiudiamo un attimo gli occhi, sentiamo che questa è un'onda che se ne va, l'emozione è un'onda che se ne va, emotion, energy in motion. E questo dobbiamo fare, capire che c'è questa contrazione, molto probabilmente basata su un'emozione, c'è un'emozione all'interno, la sentiamo e andrà via. Ogni volta che sentiamo l'emozione attraverso questi sintomi, queste contrazioni, e non facciamo nulla non strecciamo per favore, non facciamo quella cosa che facevo molto spesso anch'io quando avevo dolore al collo. Cosa facevo? Ero al computer, mi incazzavo con il mio capo, anni e anni fa, mi incazzavo con il mio capo perché avevo una mole di lavoro molto alta e mi incazzavo con me stesso, mi dicevo ma perché sono qua? Dopo che io in questo ambiente non ci voglio neanche rimanere, lo faccio per lo stipendio e basta. Il collo iniziava a contrarsi e più mi incazzavo, più mi arrabbiavo, più non potevo farlo vedere fuori, no? Non potevo semplicemente gridare a tutti che mi stavano sulle balle e me ne andavo, no? Perché ovviamente pensa l'adulto, ma tu non lo puoi fare perché se ti alzi dalla sedia, inizi a gridare, sbraiti, ti licenziano, cioè non è un qualcosa che puoi fare, no? Quindi somatizzavo, questa contrazione andava sempre più forte e io cosa facevo? Cercavo sempre di resistere, resistiamo, fino a che magari arrivava tanto forte il dolore e facevo gli stretch. Uno stretching, un bello stretching, mi sentivo leggermente meglio, magari c'era anche un po' di respiro. Sì, sapevo che c'era questa cosa che potevo fare, no? Non ero scemo, ma non sei neanche scema, neanche tu, scemo, scema. Non sono cose, non abbiamo scoperto l'acqua calda, giusto?
Ma fin quando non ho preso responsabilità delle mie reazioni emotive a quello che mi stava succedendo attorno a me e la mia reazione emotiva su quello che succedeva a me, e dicevo ok, ma io posso lasciare andare tutto questo, lo posso lasciare andare, sono io a decidere questa somatizzazione, questo assorbimento, sono io a deciderlo, o lo lascio andare ora, o questa cosa mi succhierà dall'interno. E tu direi, ma come faccio a lasciare andare? Lasciare andare vuol dire che non sei più in controllo di quella contrazione. La senti? Non ti identifichi con quella contrazione? Chiudi un attimo gli occhi e respiro, capendo che questa è un'emozione di paura, che è un'emozione di ansia, che è un'emozione di tristezza, di mandare tutti a quel paese. Lo sento, ok? E non lavoro più con la testa in quel momento, non lavoro più con la testa, sento questa contrazione, la identifico, ok, non voglio farla andare via, non la voglio farla andare via, la sento e a quel momento che la sento gli porto del respiro, gli porto se vogliamo anche delle intenzioni positive, del ok, è tutto a posto, capisco da dove arrivi, no? E mi capita spesso, non dico spesso, raramente adesso, anzi mi capita una volta ogni 2 settimane una piccola fitta. La sento, identifico da dove mi trovo, che è un momento stressante adesso, sì lo so, lo riesco a capire, non vado semplicemente a dire ah cavolo domani devo andare dall'osteopata, oh cavolo domani mi devo andare a fare un massaggio perché questa cosa andrà sempre più su. No, no, perché stai dando praticamente le chiavi del tuo sistema nervoso a qualcun altro, all'osteopata di turno, al fisioterapista di turno, allo psicologo di turno. Perché anche lì, no? Vado dallo psicologo, parlo un attimo, basta. A volte siamo anche stanchi di parlare, giusto? Non è necessario parlare molte volte. A volte basta semplicemente capire da dove arriva, ok? Faccio questa pratica del letting go, del lasciare andare, la possiamo chiamare tracciamento somatico, meditazione, lasciare andare. E vedete molti dei miei video sul mio YouTube, ok? Molti. Quindi queste cose che vi sto dicendo sono praticità, sono pratiche, non è nulla di teorico. Un'altra cosa, siamo al numero 3, erano 12 le cose che ti volevo dire. La terza, la diagnosi medica. Abbiamo paura delle diagnosi mediche. Fateci caso, ogni volta che senti che qualcosa che non va dentro il corpo, vai a farti una diagnosi dal medico, una visita dal medico perché pensi che è un problema, un tumore, una malattia autoimmune, pensi che è sempre qualcosa di grave, ok? E quel giorno stesso i sintomi incredibilmente, proprio una cosa molto strana, una coincidenza, che i sintomi vadano su prima che vai dal medico, oppure dopo che torni a casa dopo una diagnosi dal medico, perché ti hanno detto che c'hai il piede che è messo così, ecco perché ti viene mal di schiena, ti hanno detto che c'hai un'ernia al C5 C6, ecco perché c'hai male al collo, c'hai un'ulcera, ecco perché hai male allo stomaco, ok? Senza pensare che in realtà tutte queste tre cose che vi ho detto potrebbero essere asintomatiche, ok? E anzi molte delle volte sono asintomatiche. Quindi c'è un'anticipazione verso la visita specialistica, che può essere un'anticipazione positiva, e mi capita spesso questa cosa, che la persona, io faccio una visita specialistica prima di seguire la mia persona, no? La persona che vado a seguire magari per mesi. La visita specialistica mi serve anche per me per capire se siamo fatti uno per l'altro, perché questo è molto importante. Ogni terapista, ogni medico deve essere quello giusto per quel cliente, per quella persona. Se non c'è questa empatia, non esiste un accordo terapeutico. Cioè ci deve essere, o un coach, ok? Ci deve essere, per forza. E mi capita che magari nella prima visita specialistica spiego, chiedo, anzi, come ti senti adesso? Ma sai che adesso, mentre che ti sto parlando, in realtà i miei sintomi sono diminuiti. Mm. Ma non è un caso. Non è un caso che questo capita molto spesso, ma sono io che sono un mago o è quel sistema nervoso, il tuo,
che quando sente delle parole di rassicurazione, quando sente delle parole del tu non sei sbagliato, non è necessariamente colpa tua che senti dolore perché qualcuno non ti ha mai spiegato perché senti dolore e non ti ha mai spiegato che in realtà è sì la tua la responsabilità, ma nello stesso tempo questo non ti deve portare una pressione addosso, ma ti deve liberare dal fatto che non devo chiedere a nessuno la chiave del mio sistema nervoso, perché ce l'hai tu la chiave del tuo sistema nervoso. Mentre che apprendi queste cose che ti sto dicendo, tu stai iniziando a provare questa chiave e più le apprendi e più ti senti meglio. Perché? Perché ti libera dal fatto che finalmente c'è qualcuno che ti sta dicendo che tu non sei rotto, che tu non sei malato. E questi sono sintomi di una paura repressa, costante, stress persistente. Non è a caso che queste cose stanno arrivando tutte dal 2020 circa, ok? Facciamoci caso a questa cosa. Ehm, quindi, questa è una paura delle diagnosi, non c'è bisogno di avere paura, perché è vero che non devi credere a me, ma se ci sono 5 medici, ok, e 5 medici ti dicono la stessa identica cosa negativa, forse, magari, dice, forse qualche verità ci potrà essere lì. Ma magari anche solo uno o due ti dicono guarda che qui non è la tua ernia, guarda che qui non è che metti il piede così e allora ti devi prendere un plantare perché hai mal di schiena. Qui non è perché il problema è il tuo piede o il tuo ginocchio o la tua schiena. Il problema è che stai vivendo un periodo molto stressante, ok? E lo stai somatizzando su quel punto. Questo punto crea una contrazione, magari quella contrazione può essere sia la schiena che in altri punti. Il nostro sistema, il nostro corpo è molto intelligente e te lo sta facendo dire così. O lo vuoi capire così, o se no ti fai altri 5-10 anni di visite specialistiche. Decidi tu cosa fare, ok? Quindi lo so che adesso vi sembra molto schietto, ma è perché dopo un po' di esperienza so dove sono le paure, so quali sono gli itinerari di ogni mio paziente, so quanto tempo ci vuole mediamente prima di arrivare a una soluzione. Mediamente passano 1 o 2 anni prima che la persona finalmente si prenda la responsabilità di dire ok, ora ci credo, penso che io sia io in responsabilità di tutto ciò. I primi 2 anni c'è una marea di gente che dice ma tu sei fuori di testa, non esiste che tutto questo è creato semplicemente dalla mia ansia e dal mio stress, non esiste, ci sarà pur qualcosa, e ok, fatti 2 anni di visite specialistiche, nota se c'è qualcosa di strutturale nel tuo corpo, prova quelle terapie che ti portano alla risoluzione di quel problema strutturale ipotetico e se non funziona ritorna da me e poi forse possiamo andare a fare un percorso. Se non noto che non c'è la credenza veramente del guarire, cioè se tu pensi che non ci puoi fare niente, che tutto ciò lo devi subire, non c'è nessuno che ti può aiutare, neanche il miglior coach, neanche il terapista migliore o il medico migliore chissà dove, ok? Non esiste. Quindi numero 4, paura numero 4 del movimento. La paura numero 4 del movimento è quella non so se avete visto nell'ultimo video su Instagram o su Facebook, no, sì, anche su YouTube l'ho messo, del quel movimento specifico molto semplice se hai mal di schiena, ovvero un semplice squat. Ma perché ho scelto lo squat? Perché lo squat è è un esercizio molto blando, molto semplice che tutti possiamo fare. E adesso sentite bene perché qua c'è qualcosa che vado a collegarvi con la paura e con le credenze. Tu dirai, io ok, ho mal di schiena, ok? Magari tu senti questa cosa e hai mal di schiena e ti dico, fai uno squat al giorno, non pensare tanto a come stai facendo questo squat. Lo squat qual è? Lo squat è questo qua, ok? Per chi non sa cos'è uno squat, è questo qua, ok? Questo è uno squat, molto semplice. E tu dirai, ma lo posso fare se ho male alle ginocchia? Ma lo posso fare
se mi hanno operato all'anca, lo posso fare se chissà cosa è successo, no? Qualche trauma. Ora, ovviamente, se ti sei fatto, se c'è stato un trauma da impatto e ti sei operato un mese fa, 2 mesi fa, ovviamente qui dobbiamo fare un po' di, cioè, dobbiamo pensarci che lo posso fare o non lo posso fare, ma se ti sei operato all'anca o al ginocchio, boh, 3 anni fa, un anno fa, ma qual è la problematica di fare questo esercizio? Non c'è, perché questo esercizio, anche se noi lo chiamiamo squat, è perché pensi che è ginnastica, che pensi che è un qualcosa che qualcuno ti deve dire se lo puoi fare o no. In realtà è un movimento naturale dell'essere umano che fai in ogni situazione, anche se non lo chiami squat. Esempio, ci sono degli scaffali e devo prendere dei contenitori in basso, questo mi devo abbassare e devo fare uno squat. Ma tu non è che ti chiedi, oh cavolo, ma io mi sono operato al ginocchio un anno fa, fammi chiedere al fisiatra se posso fare lo squat. Cioè non esiste, non esiste. Quindi queste paure, perché questi sono commenti che mi sono arrivati qualche giorno fa, ma io lo posso fare se ho il problema al ginocchio? Ma io lo posso fare se mi fa male l'anca? Ma ovviamente lo puoi fare, ma qual è la santa paura che ti hanno dato che tu non puoi fare un movimento? Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto? E quindi dico, il movimento bisogna farlo. Il movimento fisico forse è la cosa con più evidenze scientifiche che abbiamo sullo stare bene, sul benessere psicofisico. Non ci sono così tanti studi scientifici come quelli sul movimento e sull'esercizio fisico. Tutti ti possono dire, ah, ma aspetta, allora fai il tapping per il mal di schiena, fai l'agopuntura per il mal di schiena, fai, non lo so, psicologia IMDR, fai qualsiasi cosa ti possono dire, ma non ci saranno tante evidenze scientifiche come quella dell'esercizio fisico, il movimento. Il movimento deve essere graduale e deve andare su durante le settimane, anche se senti questo benedetto sintomo che chiamiamo dolore. E d'ora in poi questa parolina qui, dolore, ti consiglio di cambiarla in fiore. Fiore. Tu senti dei fiori, tu non senti dei dolori, perché quando noi dobbiamo, qui potrei fare una live di 3 ore, ma non voglio farla di 3 ore, però questa cosa è importante. Quando parliamo di dolore c'è una connotazione negativa. Devi ascoltare come ti stai parlando. Se tu mi dici, perché questo mi capita spesso, dico a una mia cliente, com'è andata oggi dopo la nostra sessione di ieri? Ah, Alessio, guarda, questa mattina mi sono sentita smontata, totalmente smontata, mi sono sentita bloccata, sono spezzata. Tutte queste parole che per il nostro inconscio dicono, oddio, spezzata, oddio, mi sento morta, oddio, mi sento in fiamme, oddio, mi sento... Tutte queste paroline, anche il dolore stesso, ci danno una reazione all'interno di noi molto negativa, ok? Molto negativa, quindi dobbiamo veramente usare le parole giuste quando anche descriviamo le nostre situazioni agli altri, ma anche a noi stessi, ok? Quindi movimento ci vuole, assolutamente, anche se senti questi fiori durante il giorno. È perché più, non dico di fare dei movimenti enormi, ok, avevo parlato dello squat, uno squat al giorno per 7 giorni, la seconda settimana fai 2 squat al giorno, la terza settimana fai 3 squat al giorno, la quarta settimana ne fai 4 squat al giorno. Questo per chi? Per quelli che proprio non si muovevano per niente. E tu dirai, ma io Alessio faccio continuamente passeggiate, io faccio continuamente sport. Ok, se io ti chiedo però come stai reagendo ai dolori, come stai parlando verso di te su questi dolori, come stai reagendo dal punto di vista emotivo a questo che stai sentendo, probabilmente tu hai una grandissima paura del dolore. Ed è normale all'inizio, fin quando non capisci e non apprendi con calma queste nozioni che ti sto dicendo, perché non ne uscirai se continuamente hai paura del dolore.
è una delle motivazioni per cui il movimento deve esserci, graduale, consistente durante le giornate e la settimana e le settimane successive, è che stai ribadendo al corpo, anche se sento dolore, io questa cosa la posso fare. Anche se sento dolore al ginocchio, io uno squat lo posso fare, uno squat. Anche se sento dolore all'anca, uno squat lo posso fare. Tu dirai, ma non è che magari c'è un problema di artrosi, non è che vado a rompere qualcosa. No, non vai a rompere assolutamente niente con uno squat. E se 2 squat sono troppi, rimane a uno, finché non riuscirei a farne 2. Numero 5, autocritica. Super problema l'autocritica. Non sono buono abbastanza, non sono capace, non sono in grado, ma io non riesco a meditare, ma io non sono bravo a correre, ma figurati se questo percorso di 3 mesi, ma io non riuscirò mai a mantenere una costanza in 3 mesi, ma facciamo che non lo faccio questo percorso, dai. Facciamo che semplicemente guardi i video di Alessio ogni tanto e poi spero che Dio mi dia la grazia. Questo sperare non esiste, ovviamente, ti devi prendere la responsabilità che tu puoi fare le cose, che non serve tanto per farle, ma le devi iniziare oggi. Le devi iniziare, le devi fare anche quando senti un po' di dolore, ok? Quindi l'autocritica è un problema, paura, paura, paura. Quando dico paura è perché quando ti butti autocritica ti butti allerta all'interno. Fatemi leggere qualcosa prima che vado avanti perché sono al numero 6. Matteo, mi infortunio spesso quando vado a correre e ormai associo la corsa all'infortunio. Me lo stai dicendo tu, Matteo. Stai associando la corsa all'infortunio. Lo stai associando tu, ok? Quindi questo associamento, questa associazione ha creato una credenza. Questa credenza ha portato ti porta in grado di rimanere sempre in allerta ogni volta che fai un movimento e ogni volta che fai un movimento, perché c'è allerta e c'è contrazione, l'infortunio probabilmente ha più probabilità che esista. Quindi dobbiamo portarti indietro sul qual è la mia credenza. È vera la mia credenza o me la sono creata io? Te la sei creata tu molto probabilmente. Ma questo vuol dire che se quella credenza l'hai creata, la puoi anche disattivare, è un po' più difficile disattivare una credenza che attivarla, ma puoi farlo. Quindi hai un consiglio su come togliere questa associazione dalla testa? Prima di tutto noti quando fai questa associazione. Ogni volta che ti muovi, ogni volta che fai un movimento, pensa, ok, ora ho paura che faccio questo movimento perché magari mi succederà qualcosa dopo. Sì, dove la sento questa paura? Prima di tutto, dove la senti questa paura? Da qualche parte la senti. Se tu sei totalmente tranquillo, fai il tuo allenamento e togli la tua aspettativa che quell'allenamento succederà qualcosa dopo e togli l'aspettativa e l'allenamento è molto breve, un qualcosa di base, tu continuamente ribadirai al tuo corpo che è ok, che lui è forte. Ti puoi anche parlare, darti queste affermazioni del fatto di dire ok, è tutto ok, è tutto a posto, però ci devi credere veramente perché sennò non va bene. La credenza è una tua scelta, quindi è un percorso molto molto ripetitivo, è di anche introspezione, molta. Quindi Matteo ti consiglio di creare veramente una struttura, un'abitudine, una routine che ti porta a fare questo continuamente, no? Creati le tue routine di sicurezza. Qual è la routine di sicurezza? Prima di fare un esercizio, un allenamento, ti centri, ti fai 1, 2, 3 minuti di meditazione, ti visualizzi mentre che fai quel movimento, quell'allenamento in modalità perfetta, come vuoi tu, protetto, no? No? E poi fai l'allenamento. Prova a fare questo per 1 settimana, 2 settimane, 3 settimane e vedrai che riporterai una credenza nuova e molto probabilmente i tuoi infortuni andranno più in giù, ok? C'è tanta contrazione lì. Ma perché se mi viene dolore alla base della nuca, solo parte destra mi viene forte da vomitare? Perché?
La domanda la risposta l'ho data probabilmente prima. Perché sentiamo dei sintomi? Se sono persistenti. Perché? Perché c'è una paura all'interno, una contrazione data da uno stress molto molto forte, ripetitivo, non è necessariamente stato un trauma di un giorno, ma un periodo molto stressante che per te ti ha portato a sentire dolore alla base della nuca. Non è- non è un caso, ok? Non è raro, soprattutto. Vado avanti nei punti, quindi un'altra paura è quella che diamo al corpo è attraverso lo stress. Lo stress è qualcosa che abbiamo tutti. Io sono stressato in questo momento un minimo, magari mentre che ti sto parlando, perché c'è una parte di aspettativa, ok? Cioè è un qualcosa del devo darti un'informazione, devo dare la parte migliore di me per farti capire queste cose. C'è un minimo stress, ok? È normale, questo è uno stress positivo che mi dà, diciamo, una gittata, una voglia del fare e mi porta anche una performance buona. Quindi lo stress non è necessariamente qualcosa di negativo, ok? Ci deve essere questo senso di è normale se dobbiamo parlare a un pubblico, dobbiamo fare una sorta di presentazione o magari c'è un appuntamento dal medico, c'è un colloquio importante di lavoro, è normale che ci siano un po' di farfalle dello stomaco, un po' di contrazione, ci sta, è normalissimo, è umano, ok? Ma quelli stress invece sono più lunghi, sono quelli magari delle relazioni finanziari che portano avanti magari per più di 3 mesi. Quando uno stress è perpetuato per più di 1, 2, 3 mesi, il corpo va in allerta. I reni lavorano molto perché sono quelli che poi anche rilasciano una serie di ormoni di stress, lavora tutto in realtà molto più veloce, brucia tutto molto più velocemente e ci saranno una marea di contrazioni muscolari, una marea di tensioni. Se questo stress viene visto come una bottiglia d'acqua, vedi una bottiglia d'acqua che l'acqua arriva all'orlo, questo è lo stress. Ci hai messo magari 5, 10, 15 anni per riempire questa bottiglia d'acqua di stress e piano piano adesso stai imparando a buttare giù un po' d'acqua. E se la lasci così hai questa tolleranza di stress. Idealmente bisogna avere almeno un po' di tolleranza. Questa tolleranza si acquista con la pratica, l'educazione e sicuramente anche poi l'introspezione, no? Quindi questi dolori arrivano così casualmente. Lo stress è importante mandarlo giù il più possibile, ma sapendo che anche lo stress è qualcosa che è dato da aspettative esterne, ok? Aspettative esterne. E qualcuno devi tradire, tra virgolette tradire, per portarti meno stress, perché molte volte facciamo le cose per gli altri, non per noi stessi, per far vedere, per, scusate, per dire quanto sono bravo o per dare continuamente o perché non ci sentiamo mai abbastanza. Anche lì, autocritica, no? Quindi lo stress è normale a un minimo, nota quando però sta arrivando all'orlo e lo noti attraverso i tuoi sintomi. Se noti che questi sintomi sono molto grandi e stanno aumentando gradualmente, che il sistema nervoso è molto bravo, ok? Quando arriva a un livello di allerta troppo alto, è bravo a darti questi sintomi. Quindi non è che te lo devi pensare, oh, adesso sono stressato, devo fermarmi. No, te lo dice il fiato, te lo dice la contrazione al collo, te lo dice il fatto che devi urinare ogni mezz'ora, te lo dice il fatto che hai dolori di stomaco continuamente. Non a caso adesso ho detto dolore di stomaco. Numero 7, ci sono delle allerte che arrivano verso il corpo o delle paure che arrivano verso il corpo e queste sono date attraverso magari glutine, magari cibo, ormoni, cambio di ormoni per le donne, tempo atmosferico. Ora, se io ti dico glutine fa male, se io ti dico
il tempo nuvoloso e pioggia fa male. Se io ti dico, sai tutto relativo al tuo cambio di ormoni, no? Premenopausa. Oppure ti dico non mangiare cibo infiammatorio. Il problema qual è di queste cose che ti ho detto? O magari il problema è che già il tuo sistema nervoso era in una situazione di allerta e quindi attraverso la glutine e quindi attraverso un cambio di tempo atmosferico i sintomi si sono aggravati? O decidi di vivere come me in Sardegna dove il tempo è tanto, sempre molto bello, oppure devi pensare che non è necessariamente sempre il tempo il problema. Cioè non è sempre la glutine il problema, non è sempre il cambio di ormoni il problema. Quelle sono, se vogliamo, hanno trovato un terreno fertile in un corpo che era già sbilanciato, disequilibrato, un corpo, un sistema nervoso. Vi dico questa storia sulla glutine perché l'ho provata anch'io ovviamente, no? Cioè essere gluten free, ho provato diverse diete, quando ancora pensavo che c'era veramente un problema nell'alimentazione. Tra l'altro io volevo fare il nutrizionista prima di fare il fisioterapista e ho studiato tantissimo nutrizione per me stesso, per me, per provare quello che funziona meglio per me. Ho provato la gluten free, ho provato la vegetariana, la vegana, ho provato la solo carne, ho provato la normale, quella onnivora, no? Alla fine adesso mangio tutto, pesce, carne, mangio tutto. Ovviamente cercando di dimezzare o limitare, minimizzare gli zuccheri raffinati, ok? Però una pizza ogni 2 settimane me la faccio, tiramisù una volta ogni 2 settimane lo faccio, non mi limito, ok? Perché so che è momentaneo prima di tutto e so che voi sapete che ovviamente il cibo, noi italiani siamo bravi a capire che il cibo, cioè bisogna mangiare bene e non abusare di zuccheri, questo lo sappiamo tutti, ma sulla glutine, no? Che molte persone magari hanno mal di testa, emicrania, mal di stomaco, tolgono la glutine totalmente e hanno questa paura che se reintroducono la glutine avranno problemi, perché così è stato. Magari fai le analisi o non le fa neanche le analisi sulla glutine, dici ma io sto meglio senza glutine, quindi hai questa idea, questa credenza che la glutine è il problema. Un mio amico recentemente, l'ho conosciuto pochi mesi fa, e mi aveva detto, guarda Alessio, io ho tolto la glutine mesi fa perché mi dava problemi. Non so però se sono intollerante o meno, perché non ho mai fatto il test. Cosa è successo? Che ho fatto un po' di domande a questa persona, ho detto, ma ti ricordi qual è il periodo che hai dovuto togliere la glutine? Lui mi fa, effettivamente quel periodo là è stato questo, ma è stato un periodo per te abbastanza stressante, sì, no? Ha notato che c'era un vero stress in quel periodo in cui ha dovuto togliere la glutine. Ora, dopo mesi, io gli avevo detto, guarda che secondo me può essere, perché l'ho visto molte volte, che il sistema nervoso, quando è più riequilibrato, quando vivi in una situazione più florea, più in pace con te stesso, ma anche fuori, questa problematica di glutine, a meno che proprio non sei intollerante, non sei glicemico, non hai questa intolleranza grandissima alla glutine, ehm, non c'è, non dà problemi, ok? Non dà problemi, almeno qui in Italia. Eh, quindi cosa ha fatto? È andato voleva farsi le analisi per dire veramente sono intollerante o comunque allergico alla glutine. Deve fare il test adesso, però ovviamente il medico gli dice per fare il test e pensare che non sia falso positivo o falso negativo, devi reintrodurre la glutine e poi facciamo il test, ok? Ovviamente lui adesso sono 2 settimane che ha introdotto la glutine e mi chiama e mi dice Alessio, guarda che avevi forse ragione te, perché io non sto avendo problematiche di stomaco. Ho detto, ma com'è il tuo periodo adesso? È un periodo molto buono della tua vita, cioè sta lavorando, sì, sta lavorando tanto, un po' di stress ci sta, ma ce l'abbiamo tutti, ma emotivamente è calmo, emotivamente è ok adesso.
quindi la glutine non gli sta dando più il problema. Poi sono sicuro che al di là di quello che succederà adesso nel test della glutine, dell'intolleranza, dell'allergia, potrà esserci una problematica in futuro nuovamente perché il suo corpo ha registrato in passato che in un periodo stressante non può tollerare una certa particolarità di cibo. Ora, questo no, probabilmente il tuo nutrizionista non so se te lo dirà perché non tutti hanno questa associazione mente-corpo, però questa è la mia credenza, noi possiamo mangiare tutto quello che vogliamo se pensiamo che quella cosa ci fa bene. Se pensiamo che quella cosa ci fa male, non ci farà bene. Boom, perfetto. Quindi qua creiamo delle paure noi con le nostre credenze. 8. Farmaci. I farmaci stessi creano dipendenza. I primi farmaci che creano dipendenza sono gli oppioidi. Qua stiamo parlando di oppioidi, stiamo parlando di morfina, stiamo parlando di fentanyl, stiamo parlando di Bufren, stiamo parlando di Tramadol. Ovviamente se sei in una situazione di depressione, rischio di suicidio, non sono io la persona più giusta che ti può dare un, eh, un supporto in questo e lì probabilmente il farmaco può servire, quindi la psichiatria può servire per salvare la vita, no? Ho visto differenti casi in cui il farmaco in quel caso veramente ha supportato la persona per evitare il peggio. Ok, la maggior parte delle volte il farmaco è però preso in situazioni di grande paura, quando il dolore è tanto alto, guarda caso a livello emotivo anche alto, eh, però sapendo questo che ti ho detto, molti dei miei pazienti hanno diminuito anche del 50-70% nelle prime 2 settimane o 3 settimane i farmaci, anche medici stessi che ho seguito, ok? Quindi questa cosa è da dire, il farmaco può creare un'allerta al sistema attraverso i classici effetti collaterali. I quelli da non prendere sono gli oppioidi. 1. Gli oppioidi non possono essere presi per più di tot mesi, altrimenti creano grande dipendenza e creano il mal di testa stesso che magari tu ne soffri. Influenza 9. Stiamo arrivando verso la fine. L'influenza crea una paura all'interno del corpo, quindi se io penso, oh mio Dio, non mi posso prendere l'influenza perché ho già dolori in tutto il corpo, poi se mi prendo anche l'influenza chissà cosa succederà. Questa è una grande paura, somatizzazione creata da un pensiero, da una credenza. Vivere nella paura non fa sì che porti il sistema immunitario a lavorare meno, il sistema nervoso a lavorare con meno efficacia e ovviamente l'influenza potresti essere anche più suscettibile, non suscettibile, più aperto a queste problematiche microbiche o virus. Guardate caso nel 2020 quante persone si sono ammalate, non per il virus stesso, ma probabilmente per la paura del virus stesso. Quindi numero 10, aggiustare il corpo. Stoppiamo, basta fare terapie passive. Quando dico basta fare terapie passive, lo so che sono rigido in questo, ma prima non lo ero, prima dicevo vabbè vai dal tuo chiropratta se hai problemi, magari ti dà supporto, vai dal tuo osteopata se ti dà del supporto. Dobbiamo capire che se soffri di dolori cronici è differente che tu soffra di dolori acuti dati da un impatto, da un allenamento, da qualcosa che è successo nel breve termine. E io sono il primo in quel caso, se soffri di dolori acuti, cosa intendo acuti? Vuol dire che sono andato a correre oggi, corro da una settimana, mi sto preparando per una mezza maratona e mi viene male al gluteo, contrazione al gluteo. Bene, quello è il momento giusto per andare dall'osteopata. Ma se ho dolore al gluteo e sono già andato dall'osteopata tempo fa e adesso questo gluteo mi sta facendo male, è tornato il dolore alla schiena e sta durando da 3, 4, 5, 6 mesi, molto probabilmente un allineamento dell'osteopata non ti risolverà il problema, perché qua stiamo parlando appunto di un totalmente diverso dolore. Quindi aggiustare il corpo attraverso i classici esercizi del fisioterapista, dei miei colleghi che ti dicono che è tutto bloccato a livello cervicale, quindi ti fai quegli esercizi noiosissimi
che solo quando li vedo penso a essere di nuovo all'università, mi viene il volta a stomaco, e ti dico non c'è nulla da aggiustare nella tua cervicale. Se tu soffri dolore alla nuca, non è perché la tua cervicale è dritta, questa benedetta rettiliazione della cervicale, non è perché il problema è nei dischi, il problema è nella parte più emotiva di te. Le contrazioni muscolari non sono date semplicemente da una rettilizzazione della cervicale, quella è la conseguenza, la causa è emotiva, la causa è la paura, lo stress e non accettare questa condizione per poi non iniziare a accudire questo tuo sistema nervoso. Numero 11, indecisione e non chiarezza. Quando c'è indecisione nelle diagnosi stesse, quando non sai quale sarà il tuo futuro da oggi in poi e non sai qual è la terapia che ti porta fuori da tutto ciò e continui costantemente a raspare tra una sessione dallo psicologo, dal fisioterapista domani, dall'osteopata un'altra volta, poi ci provo con Reiki, poi ci provo con chissà quella lì che ho conosciuto a Roma, lei mi sistemerà. Non c'è chiarezza in tutto ciò, non c'è chiarezza, c'è stress, c'è più paura e ecco perché faccio video su YouTube, ok? Per dare una chiarezza e creare una sorta di passaggio, di creare un passaggio, un percorso dove la chiarezza ti arriva. Numero 12, l'ultima, la risposta ai sintomi. Tutto quello che ti ho detto ha una pratica su cosa bisogna fare, ok? Se tutte queste paure, la pratica è come rispondi ai tuoi sintomi, rispondi con pace, con calma, con ok, guarda questa cosa è risolvibile, credo veramente che questa cosa sarà risolvibile, sono io l'unica persona, io inteso te, l'unica persona che potrà uscirne, sì, con una guida magari un po' più facile, ma sei tu che ne puoi uscire, non cercare costantemente l'esercizio miracoloso di un terapista. La risposta ai sintomi è tutto quello che ti serve. Se hai meno paura dei sintomi, ti garantisco che i tuoi sintomi andranno giù gradualmente, settimanalmente, mensilmente, annualmente, fino a che un giorno penserai, cavolo, adesso sono guarito, credo, sono guarito. La guarigione non è l'assenza di sintomi, è il rifare le attività che vuoi. Ti stai probabilmente limitando a fare quelle attività che vuoi, per esempio ti stai limitando a fare una camminata in montagna perché se la fai ti salgono tutti i dolori e ti dico adesso che non puoi aspettare che i tuoi sintomi vadano giù per fare quella camminata in montagna, ma anzi devi fare quella camminata in montagna per far sì che i sintomi vadano giù. Questo forse non volevi sentirtelo, ma è così. Una cosa che voglio darti un po' più emotiva, una cosa, perché ora ti ho detto proprio delle cose, se vogliamo, semplici, no? Ma quelle che però non ti toccano veramente all'interno. Fammi leggere qualcosa, scusami, ma che senso ha metterti in live, parlare e non interagire con nessuno, almeno controllare certi soggetti che spammano scrivendo cose su Satana? Ciò è a più. Polaris, visto che tu sei bravissimo a vedere questi commenti, magari gli puoi rispondere anche tu. Io non sono qua effettivamente a fare il lavoro del moderatore, no? Sono qui a darvi delle informazioni. Ogni tanto guardo i commenti e se noti quei commenti che sono verso Satana o chissà cosa, lasciali perdere, che te frega, no? Che te frega? A me non mi interessa niente di commenti negativi. Non sono qua a leggerli neanche, sinceramente, che se no perdiamo tempo, no? Se no faremo poi tutto quel gioco che fanno molti che vanno nei Facebook group, nei gruppi Facebook dove c'è scritto malati di neuropatia e poi tutti si lamentano, ok? Gli abbiamo risposto, grazie Ileana.
Ma sì, ma quei ragazzi non sono neanche persone, non sono neanche persone probabilmente, chi fa quei commenti, sono magari intelligenze artificiali, cioè non è un problema, quindi state tranquilli. Eh, allora, tu penserai, sono in chiusura, tu penserai, ma devo fare tutte queste cose che mi ha detto Alessio, della pratica, della meditazione, del movimento, dell'introspezione, ma perché? Ma perché non posso semplicemente uscirne così domani, no? Non esiste, cioè se il dolore ha un motivo, il dolore è uno dei motivi, diciamo, spirituali, secondo me, è quello del accrescere la nostra persona. Non puoi accrescere la tua persona se non entri un po' insomma, se non fai delle pratiche che ti cambiano all'interno. Non sei la stessa persona quando guarisci da quella che ha iniziato, da quella persona che invece ha iniziato con i sintomi oggi. Quindi devi fare questo per qualcun altro probabilmente, non lo devi fare per te. Quindi se tu pensi che questo sia tanto tanto difficile, ma lo vuoi fare, ma dici ma chi me lo fa fare? Fallo per i tuoi figli, fallo per la tua compagna, il tuo compagno, per i tuoi genitori, fallo per qualcun altro, semplicemente. Ma fallo. Se non trovi la motivazione in te perché pensi che non meriti di star bene, fallo per qualcun altro. E lo so che questo non ti piacerà come consiglio. E pensa costantemente a chi vorresti essere, perché la motivazione non nasce semplicemente da ah vabbè oggi mi do due pacche alla spalla e mi alzo, no. Chi vuoi essere? Cosa vuoi fare? Cosa vuoi diventare? Perché stiamo parlando semplicemente, non semplicemente di fisioterapia, ma stiamo parlando di molto altro, no? Di cosa parla questo canale, Anita La Picca? Stiamo parlando di mente-corpo, stiamo parlando di problematiche mente-corpo, dolori cronici, la guarigione attraverso un approccio diverso, un approccio mente-corpo, della neuroscienza poi, c'è molta della neuroscienza qui, quindi nulla che mi invento io. Vediamo un attimo, vado un po' indietro prima che mi dicano che non leggo i commenti. Ehm, Vediamo un attimo, vabbè, non c'era null'altro. Ok. Vediamo se questa persona che metteva quei commenti benedetti, facciamo un report ehm, e gli facciamo un report così che non ci saranno nelle nostre chat magari anche in futuro, no? Ok, e sono sicuro che non era neanche una persona magari fisica, ma era qualcosa di un artificial intelligence. Ok, se non avete domande ragazzi, io vi ho detto molte delle cose che volevo dirti. Onora il processo di guarigione, onora questo processo che non è semplice, onorialo facendolo, semplicemente. Non chiedendoti sempre ogni giorno, ma sto migliorando? Non lo vedi il miglioramento giornalmente, molto probabilmente. Anzi, il miglioramento molte volte lo vedo io dall'altra parte come terapista, se seguo una persona magari per 3-4 mesi minimo, noto come mi parlava il giorno 1 a come mi parlava il giorno 30. E noto che mentre che mi sta dicendo le cose, finalmente non si sta focalizzando sul sintomo, ma su quella attività che aveva messo da parte. Quindi se quella persona ama fare giardinaggio, mi dice magari sai che sto facendo più giardinaggio adesso, magari un po' i sintomi non sono andati via, però sento che lo posso fare, sento che ho più forza nelle gambe, sento che ho più forza dentro il mio corpo, sento più qualcosa si sta smuovendo, sento che c'è qualcosa che si sta smuovendo. Una delle mie domande che faccio spesso è quanta attività stai facendo, quale attività stai riprendendo. Non chiedo dimmi i tuoi sintomi nuovamente oggi, ovviamente all'inizio nella prima sessione di valutazione chiedo quali sono i tuoi sintomi, ma dopo tendo a non chiedere sui sintomi, ma più alla come stai reagendo dal punto di vista emotivo.
come ti stai sentendo adesso? Ok, ci sta a sentirsi male, ci sta che è normale, prima che una problematica vada verso la guarigione, ha un peggioramento molto probabilmente, perché quello che dobbiamo esprimere da fuori si va in superficie. Ok, penso che ho detto molto di quello che volevo dirvi, grazie del supporto di tutti. Un'altra cosa prima di andare via, a fine novembre molto probabilmente inizieremo con il percorso di gruppo, Neurobalance di gruppo, quindi potremo finalmente praticare insieme una volta al mese. Ci sarà l'inaugurazione, l'introduzione di questo gruppo che ancora si farà, quindi le persone si iscriveranno. Vi darò più informazioni su quando partiremo e quando ci sarà la giornata di introduzione, che sarà una live probabilmente, una diretta, magari non su YouTube, ma se non siete iscritti alla mia lista, è l'unico modo per cui io posso darvi molto chiaramente tutte le informazioni. Andate sul mio sito web che si chiama venezianotherapy.com. Se entrate nella prima pagina, tra l'altro se non siete mai entrati trovate anche un'autovalutazione dei vostri sintomi che vi aiuterà a capire se siete nel percorso giusto, se siete nel posto giusto. Se l'avete già fatto, scrollate fino in basso e arrivate nel footer, nella parte diciamo la fine della pagina, no? E lì vi chiederò la mail, nulla spam, non ci saranno spam, solo informazioni che sono verso di voi, cioè che vi daranno qualcosa in più. Vi potete disiscrivere quando volete, ma l'unico modo per me per rintracciarvi e arrivare a voi è attraverso queste email, e nei prossimi giorni vi manderò qualche email che vi dirà quando sarà l'introduzione di questa Neurobalance di gruppo. E noterete poi attraverso l'introduzione tutte le informazioni, quanto costerà, come funzionerà, cosa ci sarà all'interno. Molte delle persone mi hanno già dato dei feedback attraverso un Google Form su quello che volevate, ho preso quello che volevate e ci ho creato insomma questo esperimento, vediamola così, è la prima volta che lo faccio, ma sono sicuro che darà un grande supporto, perché potremo praticare per la prima volta anche sentire le vostre voci e non solo vedere solo i vostri commenti, no? È un gruppo poi molto privato, è ad abbonamento, ma i costi sono molto limitati, quindi sono sicuro che molti di voi apprezzeranno, spero. Ciao ragazzi, a presto.